Certo che un tagliando ai programmi comunitari ci vuole, dopodiché sarà il Parlamento europeo che deciderà quale sarà il livello del tagliando. Vorrei ricordare, però lo dico anche ai concittadini, cioè siamo tutti italiani, che dobbiamo anche un po' smettere di avere questa sensazione e trasmetterla ai cittadini che l'Europa ci regala soldi. Noi siamo contribuenti netti dell'Europa, l'Europa non c'è una miniera da quale estrae l'oro, lo distribuisce ai cittadini europei, ma la miniera sono i paesi, gli Stati membri dell'Europa. E l'Italia è in prima fila per contribuire. Quindi quando ci vengono le risorse dell'Europa, molto spesso sono gran parte soldi nostri, e quindi è una semplice restituzione, dobbiamo fare in modo che questi vadano a terra, soprattutto dando beneficio ai cittadini. Penso che sia fondamentale che sia sempre più un'Europa delle regioni, è ormai lapalissiano che un'Europa centralista, che non si occupa dei temi regionali, è un'Europa che non ha futuro, e lo dice un europeista convinto. È fondamentale il coordinamento a livello europeo per quanto riguarda il tema sanitario, lo abbiamo capito con il Covid, fondamentale sono ovviamente fare in modo che tutti i paesi siano allo stesso livello. Lo stress test ad esempio del sanitario nei diversi paesi è fondamentale. Dopodiché le nuove sfide che sono rappresentate dall'antibiotico resistenza alle infezioni ospedaliere che ancora vengono sottaciute ma saranno veramente le sfide del futuro. Il tema dei fondi di coesione è un tema importante, noi saremo la prima regione che andrà a firmare del ministro Fitto, abbiamo già fatto i compiti per casa e poi a seguire ci sono tutte le altre regioni. Se li interpretiamo come veri fondi di coesione, penso che possiamo fare un bel lavoro e dobbiamo anche dare una mano a quelle regioni che magari sono in difficoltà nel mettere a terra i fondi.